Ufficiale, da lunedì scatta la zona rossa nel quadrante di via Roma, durerà 40 giorni, il prefetto non esclude altre aree interessate ma servono precise condizioni. Conte, stoccata, Fratelli d'Italia, allargare non ha senso. Va a prendere il figlio alle scuole elementari e trova una siringa davanti al cancello, è successo alle Valerie di Treviso, il racconto del genitore preoccupato. Delitto di Varago, la Corte d'Assise d'Appello conferma in secondo grado la condanna a 10 anni per Elia Fiorindi che uccise il 17enne Aymen. I legali della famiglia della vittima, non fu legittima difesa, l'avvocato dell'imputato, ricorreremo in Cassazione. Omicidio di Masera, ha parlato in aula Sergio De Zen, il 76enne che accoltellò a morte la moglie gravemente malata. Non volevo vederla soffrire, ha detto. Il PM ha chiesto 18 anni. A Vittorio Veneto, un'enoteca nel mirino dei ladri che l'hanno razziata per 4 volte in 7 giorni. Il titolare esasperato racconta: dormo nel locale per stanarli. Identificato e multato l'ecovandolo che 2 settimane fa aveva abbandonato una montagna di rifiuti vicino al sottopasso di via Trona a Sant'Angelo. La denuncia ai nostri microfoni l'aveva lanciata Giancarlo Iannicelli. Preoccupati per la propria salute, per la sicurezza e per il bullismo, il quadro dei problemi che affliggono i trevigiani è emerso dall'ultima indagine della UIL del Veneto. Velodromo di Spresiano, sopralluogo di Unione Ciclistica Internazionale e Federazione Italiana, impianto pronto per l'autunno 2027. Il suo completamento potrebbe valere l'assegnazione dei mondiali 2031. Venerdì sera al Teatro del Monaco, show all'insegna della solidarietà con la Onlus, la musica di Angela, l'associazione in memoria della piccola di Zero Branco, morta a 10 anni per una grave malattia cerebrale. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati ai telegiornali di Treviso. Questi i titoli, però come sempre, come ogni lunedì e come ogni martedì, lanciamo il sondaggio che avrà il suo esito a Ring, che riguarda stasera, puntata politica di Ring, riguarda ovviamente la politica, se ne sta parlando da giorni e la polemica si è rinfocolata in questi giorni del Festival delle Regioni, la crisi di maggioranza in Friuli Venezia Giulia, la crisi Fedriga, il centrodestra, rischio crack anche in Veneto, in mezzo ci sono ovviamente, c'è anche il tema del terzo mandato. Sì, 0422 162 6691 oppure no, non è a rischio crack il centrodestra anche in Veneto, 0422 162 6690, la chiamata come sempre gratuita, continuate, lo state già facendo in tantissimi e come sempre l'esito a Ring con Ferdinando Avarino e poi vi dirò quali sono gli ospiti. E allora iniziamo il nostro telegiornale parlando ovviamente della zona rossa, l'abbiamo raccontato proprio in diretta questa mattina, è ufficiale, e scatta la zona rossa nel quadrante di via Roma, quindi vedremo in quali vie è interessata la zona rossa di Treviso che parte il 26 di maggio, lunedì, e durerà 40 giorni. All'esito dei controlli delle attività svolte in questi mesi ho deciso per l'applicazione della zona rossa, quindi l'adozione dell'ordinanza a decorrere dal 26 maggio per una durata di 40 giorni. Si colora di rosso il quadrante di via Roma a ridosso della stazione, l'annuncio a margine del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza con lo stesso prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, a comunicare tempistiche e modalità di una misura attesa quanto discussa. Questo strumento consiste nella possibilità di allontanare tramite un ordine le persone che abbiano commesso determinati reati, abbiano, diciamo semplicisticamente, la fedina penale sporca per determinati reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti e che abbiano un atteggiamento, comportamenti aggressivi, molesti, pericolosi per la sicurezza pubblica. Da lunedì 26 maggio e per 40 giorni, quindi, Treviso testerà la sua prima zona rossa, limitata a un'area di circa 1 chilometro quadrato. La mappa è dettagliata. Sarà circoscritta nelle zone delle infrastrutture ferroviarie e dei quartieri adiacenti, perché sono le zone di maggior degrado sociale, per cui Piazzale Duca d'Aosta, Viale Alcide De Gasperi, Via Lungosile Mattei, Riviera Santa Margherita, Via Reggimento Italia Libera, Via Fratelli Bandiera, lato Porta Altinia. Nell'area vengono ricomprese Largo di Porta Altinia, Via Roma, Via Orioli, via Tommaso da Modena, via Girolamo da Treviso, via Giustinian Recanati, via Pietro di Dante e via Dandolo. Quanto a possibili misure analoghe per altre aree in città e in provincia, il prefetto è chiaro, non si esclude nulla, ma servono dati oggettivi. Non è che mi alzo la mattina e firmo un provvedimento. Il provvedimento prevede un'istruttoria, dei tempi, delle analisi, dei dati. Io non escludo nulla, ma al momento, prima di
prevedere qualunque altro strumento, bisogna che si faccia un'analisi seria come è stata fatta per il resto. Attivate forme di collaborazione con i commercianti, nei prossimi giorni si presenterà anche un progetto congiunto con l'ULSS 2 sulla prevenzione della violenza giovanile. Avremo un ulteriore strumento per garantire la sicurezza di tutti. Soddisfatto il sindaco Mario Conte, che dalla prefettura è sembrato lanciare una stoccata a Fratelli d'Italia. Treviso resta una città sicura, dice. Per i commercianti non vanno però tralasciati i controlli in tutta la provincia. Accogliamo con favore questa scelta del prefetto, consapevoli che potrà portare solo che ulteriori benefici, ma altrettanto consapevoli che l'impegno da parte delle forze dell'ordine e della nostra polizia locale, che supporta le forze dell'ordine, continuerà ad essere massimo. Comune e prefettura si sono mossi insieme, fa intendere Mario Conte, nel giorno in cui si istituisce la prima zona rossa del capoluogo nel quadrante caldo di Via Roma, un copione che per il primo cittadino non è ripetibile in altre zone della città, come invece chiesto da più parti, compreso dagli alleati di Fratelli d'Italia, con la coordinatrice cittadina Marina Bonotto, che con una nota aveva chiesto lo stesso approccio per Via Collalto e Santa Bona. Dal tavolo della prefettura parte quella che ha tutta l'aria di essere una stoccata. Le zone rosse non sono strumenti geografici richiedibili, cioè non è che in questi giorni ho visto che si è aperto il dibattito, anche una qui, una lì, una su, una giù, non funziona così, quindi tutti coloro che pensano di poter presentare richieste di istituzione di zone rosse stanno di fatto perdendo un po' tempo. In attesa di vedere i risultati della zona rossa su Via Roma, Mario Conte rassicura sull'arrivo di nuove telecamere nei quartieri della città, contemporaneamente rimarca il lavoro svolto dalle forze dell'ordine, come nel caso della DJ10, evento dai grandi numeri senza alcuna criticità. Più in generale, dal sindaco parte un appello. Non dimentichiamoci mai che rappresentiamo una città e una provincia tra le più sicure a livello nazionale. Cioè non vorrei che passasse un messaggio diverso, perché a volte sembra quasi che non lo fossimo. Insomma, questione anche di narrazione. Mentre i commercianti ampliano l'orizzonte all'intera Marca trevigiana, la zona rossa in Via Roma da sola non basta. Utile se rimane in combinazione con l'impegno finora riscontrato per garantire la sicurezza in un'ottica di vasta scala, in maniera da presidiare tutto il territorio, che non ci sia una concentrazione solamente sul capoluogo, che merita sicuramente molta attenzione, ma tutta la provincia con tutti i centri storici hanno le medesime esigenze. Intanto a Treviso, nella zona della scuola primaria Valeri, il racconto del papà che ha trovato davanti ai cancelli della scuola una siringa usata. Siamo nel quartiere di San Paolo, ovviamente genitori preoccupati. Ieri all'uscita delle scuole abbiamo notato per terra una siringa con del sangue dentro. E ci siamo spaventati e abbiamo fatto 2 fotografie. Ovviamente da genitori in quel momento non abbiamo ragionato e abbiamo raccolto la siringa con 2 bastoni. L'abbiamo buttata davanti al cestino, non abbiamo fatto nessuna segnalazione. L'abbiamo buttata là nel cestino davanti alle scuole. Una siringa usata lasciata nei pressi della scuola Valeri davanti allo stadio di Monigo. A raccontarci l'accaduto è il papà che ieri ha effettuato il preoccupante ritrovamento. La notizia è girata nelle chat di genitori e amici ed è stata poi divulgata dalla referente territoriale del Movimento 5 Stelle. È arrivata come segnalazione tra genitori e ci è sembrato doveroso comunque sollevare la questione. Il gruppo Pentastellato chiede all'amministrazione comunale un'azione immediata, la bonifica dell'area interessata, un aumento dei controlli nei pressi degli istituti scolastici del quartiere ed un piano concreto per garantire decoro e sicurezza. Intanto i genitori sono preoccupati. Questa cosa comunque ci preoccupa come genitori, perché comunque il San Paolo sta andando in degrado. Io adesso ho paura anche a lasciare i bambini là in giro, perché comunque davanti al parco del Biscione ci sono giri strani, ci sono ubriaconi. Cioè, adesso noi da genitori come ci dobbiamo comportare? E poi ci sono i controlli, gli ultimi controlli importanti della polizia.
Ricettazioni, danneggiamenti, lesioni, resistenza pubblico ufficiale, porto abusivo d'armi, per non parlare dei numerosi episodi di ubriachezza molesta. Gli agenti della questura di Treviso hanno accompagnato alla frontiera per l'espulsione 2 cittadini moldavi, entrambi pluripregiudicati e irregolari sul territorio nazionale. Si tratta di un 37enne di Sandona di Piave e di un 31enne di Breda, quest'ultimo con una sfilza di precedenti. Entrato regolarmente in Italia nel 2012 per ricongiungersi ai familiari già presenti sul territorio, negli ultimi anni si era dato al crimine e il rinnovo del permesso di soggiorno gli era stato rifiutato. Dopo un periodo di carcere è arrivata l'espulsione. I 2 moldavi sono stati imbarcati su un volo per Chisinau. Sempre in queste ore il questore Alessandra Simone ha emesso un avviso orale nei confronti di un 34enne algerino arrestato ad aprile per spaccio di cocaina a Ponte di Piave, con alle spalle ben 2 condanne per lo stesso reato. Tra le prescrizioni imposte: non possedere e utilizzare radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica, mezzi di trasporto blindati, spray urticanti, armi o riproduzioni di esse, giocattoli compresi. Una notizia dell'ultima ora, con un incidente avvenuto poco fa a Nervesa della Battaglia, dove sembra essere esplosa una bombola del gas in un furgoncino di street food. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, mentre gli operatori del SU 118 stanno portando un uomo all'ospedale di Montebelluna. Si tratta di un codice di media gravità. I pompieri stanno mettendo in sicurezza l'area. Dunque dovrebbe essere appunto esplosa una bombola del gas in un furgoncino di street food, il food truck che vengono appunto utilizzati per appunto lo street food. Codice di media gravità per la persona ferita da questa esplosione. Adesso la cronaca giudiziaria e partiamo dall'omicidio di Varago di Macerata con la conferma della sentenza di primo grado, i 10 anni per Elia Fiorindi che accoltellò a morte il 17enne Aymen. Confermata la sentenza, 10 anni per Elia Fiorindi, il giovane che l'11 maggio del 2023 uccise il 17enne Aymen Adda Benameur. Un omicidio avvenuto nei pressi di un parco pubblico a Varago di Macerata durante la cessione di un panetto di stupefacente. Il legale dell'imputate Fabio Crea ha già annunciato il ricorso in Cassazione. Una conferma prevedibile, spiega l'avvocato, perché già la sentenza di primo grado era molto contenuta. Si è arrivato, devo dire, un po' sorprendentemente, perché il procuratore generale aveva in parte condiviso le nostre argomentazioni sull'attenuante della provocazione, evidenziando che le argomentazioni del giudice di primo grado erano errate, quindi dando ragione a una parte dell'appello che avevamo presentato, però ritenendo di non poter giungere a riconoscere l'attenuante della provocazione, quindi una riduzione fino a 6 anni e 8 mesi, perché secondo la Procura Generale il Fiorindi non avrebbe mai manifestato un certo timore che invece in realtà lui ha manifestato. Quindi questo ci conforta molto per il ricorso in Cassazione. Fiorindi si trova agli arresti domiciliari, oggi in aula, ci dice l'avvocato, non ha detto nulla. Era consapevole del fatto che il trattamento sanzionatorio è certamente mite per un reato omicidiario. Non c'è stata legittima difesa, replicano i legali della famiglia della vittima. È stata respinta l'appello su tutti e 3 i motivi, che invocava la legittima difesa o in subordine l'eccesso colposo o in subordine anche l'attenuante della provocazione. Tutti e 3 sono stati ritenuti infondati e quindi professionalmente siamo soddisfatti. Cosa vi aspettate dalla Cassazione? Io onestamente dalla Cassazione mi attendo una ulteriore conferma della sentenza del Tribunale di Treviso, perché è stata obiettiva e tutti i parametri previsti dalla legge ci sono tutti, cioè non si può non parlare di omicidio volontario a fronte di 4 coltellate, di cui 2 alla schiena. Non si può dire mi sono difeso dando 2 coltellate alla schiena a una persona. Quindi da quel punto di vista là, professionalmente mi sento convinto. Un delitto ripreso dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza. Si vedono i 2 giovani discutere, poi lottare. Fiorindi ha sempre detto di essere stato aggredito dalla vittima, che non voleva pagare lo stupefacente e che anche lui era armato. Poi, in un attimo, la tragedia. Fiorindi accoltella il 17enne. Pochi passi per il giovane che stramazza a terra, privo di vita. Il padre era presente, alla fine era sereno e ci ha detto è stata fatta giustizia per mio figlio. Dal delitto di Varago di Macerata all'omicidio di Maser parliamo di Sergio De Zeng, il 76enne che il 24 settembre 2023 accoltellò a morte la moglie gravemente malata. De Zeng era in aula anche oggi, c'era anche la figlia, il PM ha chiesto 18 anni di carcere.
Non volevo che mia moglie soffrisse come era accaduto per i miei genitori malati. Sergio De Zen, 76 anni, di Mareno di Piave, spiega tra le lacrime quel terribile giorno del 24 settembre 2023, quando, nella sua abitazione a Maser, si è armato di coltello ed ha pugnalato a morte la moglie Manuela Bittante, 77 anni, costretta a letto a causa di un grave ictus. L'uomo, tuttora recluso nel carcere trevigiano di Santabona, è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e dalla minorata difesa. Il pubblico ministero Gabriella Cama ha chiesto 18 anni di reclusione. Me lo aspettavo, ha spiegato l'avvocato Sabrina De Rossi, difensore dell'imputato. Vediamo la sentenza, che sarà il 17 giugno, anche se speravo che l'accusa chiedesse meno. Poi ha aggiunto: Sergio era esasperato dalle condizioni cliniche della moglie. L'anziano ha risposto alle domande, ha spiegato di aver preso il coltello che era custodito in un ripostiglio e poi di aver ucciso la moglie, con la quale viveva fin da giovane. De Zen, dopo il delitto, si è subito costituito ai carabinieri. In aula è emersa la difficoltà che aveva a gestire la moglie malata e l'impossibilità di poterla far accudire in una struttura attrezzata. La figlia Aurora, che si è costituita parte civile, ha chiesto tramite legale l'avvocato Paolo Pastre un risarcimento danni pari a 500.000 euro. Non perdonerà mai il padre per aver ucciso la madre, per averle impedito quantomeno di salutarla un'ultima volta, e Aurora aveva il diritto di salutare sua madre un'ultima volta. Il padre gliel'ha impedito. Poi aggiunge: Peraltro Aurora, molto lucida su questo, dice: ma quanti si trovano nella condizione in cui ci siamo trovati io barra mio padre, con genitori invalidi in casa, con figli invalidi, con coniugi invalidi in casa? Quanti sono coloro che sacrificano il loro tempo libero, le loro vacanze, che non vanno a cena per prendersi cura dei propri cari? È quello che Aurora non accetterà mai. Il 17 giugno ci sarà la sentenza che chiuderà una vicenda che ha lasciato un'intera comunità sotto shock. E poi c'è il finto coach olistico a processo, udienza a porte chiuse quella di oggi, presente in aula Alberto Buzzo, accusato di violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo che si spacciava per fisioterapista, esperto a suo dire nell'aiutare soggetti confusi e bloccati, così da riprendere in mano con decisione la loro vita attraverso una liberazione emozionale, aveva la sua attività a Preganziola. A portare alla luce la vicenda il programma televisivo Le Iene, che aveva svelato che l'uomo non era affatto un coach olistico. Le donne che hanno presentato denuncia hanno raccontato di essere state molestate sessualmente e proprio loro hanno testimoniato questa mattina. I fatti risalgono al 2020. Lasciamo la cronaca giudiziaria, ma restiamo con la cronaca e parliamo di furti, 4 in una settimana, una enoteca di Vittorio Veneto bersagliata, e allora il titolare è costretto a misure drastiche. Sì, ho dormito all'interno aspettandoli, cercando di aspettarli e convincendoli con le mie maniere ovviamente leggere di non entrare più. Dormire per alcune notti all'interno del locale nella speranza di sorprendere in flagranza i due malviventi che da giorni fanno irruzione all'enoteca Peccato Divino di via Cesare Battisti a Vittorio Veneto in Quadrilatero. Questa settimana qua più volte i carabinieri perché in 7 giorni ho avuto 4 scassinamenti, 2 entrate e 2 forzate. Scappati arraffando qualche spicciolo delle mance, nulla più. Con lo scattare dell'allarme i due si sono dileguati in fretta per il buio della città. I ladri dei ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere del locale e del Quadrilatero. Non sono personaggi del luogo, perché se fossero friulani e veneti mi avrebbero spazzolato tutte le bottiglie e mi avrebbero lasciato lì le mance. Sono persone che non bevono alcol, io credo, e quindi le bottiglie non sono state toccate. Indagano i carabinieri che dopo la denuncia del titolare dell'enoteca si sono messi sulle loro tracce, trovati alcuni attrezzi utilizzati per lo scasso e alcuni indumenti abbandonati utilizzati durante i furti. Non il solo colpo in zona, scassinata anche la porta del parrucchiere e Young Air Studio, danneggiata una vetrina in un negozio in Viale Vittoria. Ladri entrati anche al Bar Jolly, scappati subito dopo aver fatto suonare l'allarme. Non hanno paura niente, capito? Non ha messo neanche... Come si chiama? Cappuccio. Voi avete paura? No, paura come? Sì, paura di che? Casomai con freccia. Pium.
I commercianti della zona lamentano un degrado crescente, in arrivo dall'amministrazione più telecamere per presidiare il territorio con uno stanziamento di 400.000 euro. Sindaca che intanto ha incontrato il proprietario dell'Enoteca. Bande di giovani che si muovono tra Conegliano, Sacile e Vittorio Veneto e che a spot colpiscono nei territori. Vittorio Veneto che non è nuova a questo tipo di irruzioni, motivo per cui l'amministrazione sta correndo ai ripari. Stiamo attenzionando per esempio i giardini pubblici, la stessa cosa stiamo intervenendo anche nella zona del famoso King Pub e anche lì abbiamo una concessione dell'area verso il gestore e la proprietà in modo che l'area venga in qualche modo recuperata. Era stato ai nostri microfoni Giancarlo Iannicelli a lanciare questa denuncia ai nostri microfoni 2 settimane fa con la montagna di rifiuti abbandonati da un ecovandalo nei pressi del sottopasso di Via Trona a Sant'Angelo. Adesso il cerchio su questo ecovandalo si è chiuso. Io gli consiglierei, come l'ha portato probabilmente di notte con un camioncino, di venire magari nottetempo, ricaricare tutto e portarsi via. Perché? Perché intanto abbiamo una polizia locale molto efficiente e già ha gli indizi per individuare la persona. Poi non sa cosa rischia a livello penale e a livello economico. Era stato il consigliere comunale Giancarlo Iannicelli a fare la segnalazione lo scorso 2 maggio e a lanciare attraverso i nostri microfoni l'appello all'ecovandalo responsabile dell'abbandono di un enorme cumulo di rifiuti in via Priamo Tron nel quartiere di Sant'Angelo. E forse, proprio sentendosi ormai braccato, l'uomo, un quarantenne di origini kosovare, è tornato sul luogo dell'abbandono selvaggio per recuperare i rifiuti. Una mossa tardiva che non gli ha evitato di essere identificato dalla polizia locale di Treviso e multato con una sanzione da 400 euro. L'uomo lavorava come svuota cantine ed evidentemente pensava di smaltire così, abbandonandoli all'autostrada, i rifiuti ingombranti che aveva recuperato in qualche casa. Stessa sorte è toccata ad una 30enne albanese sorpresa in piazza Matteotti mentre abbandonava sacchi di rifiuti provenienti dall'abitazione di un'altra donna residente in zona. Gli agenti della polizia locale hanno accertato che il comportamento era stato più volte reiterato nell'ultimo periodo. Anche per lei è scattata una doppia sanzione da 400 euro. Cosa preoccupa di più i trevigiani? Lo dice una indagine della UIL del Veneto che vediamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. C'è la salute al primo posto tra le preoccupazioni dei trevigiani, ma anche il lavoro, la sicurezza e il bullismo tra i giovanissimi, lo dice l'ultima indagine della UIL del Veneto presentata al Cafoncello. Sanità, lavoro, sicurezza, sono questi gli aspetti che maggiormente preoccupano i trevigiani, secondo il sondaggio effettuato dalla UIL del Veneto su un campione di 20.000 persone. Per quanto riguarda la sanità, il tema più importante non sono le liste d'attesa come ci aspettavamo, ma è il rapporto con i medici di base. Una medicina territoriale che non fa più da filtro. Per quello che riguarda il lavoro, il problema non è trovare un posto di lavoro, ma avere un posto di lavoro di qualità che sia ben remunerato e sicuro. E sono soprattutto i giovani a non ritenere più il lavoro una priorità assoluta, ma cercano un'occupazione che consenta di conciliare di più vita, tempo libero e lavoro. Per quanto riguarda la sicurezza, sono ancora i giovani a stupire, in particolare nella fascia d'età sotto i 18 anni. E qui i ragazzi ci hanno risposto che il loro problema è il discorso del bullismo. Ecco perché la UIL Veneto adesso ha cercato di creare uno sportello virtuale per dare una mano a questi ragazzi che si vedono in forte difficoltà. Sentire questi ragazzi giovani che ti dicono noi dobbiamo lasciare la scuola, raccontiamo ai nostri genitori che la lasciamo perché non ci va più, ma in realtà è perché siamo bullizzati, ma ci ha fatto molta tristezza. Di qui la creazione di un sistema che avvicini le istituzioni ai giovani con uno sportello virtuale che da Treviso e Belluno verrà ora esteso a tutta la regione. Abbiamo messo in tutta Treviso dei volantini per dare la possibilità ai ragazzi di mettersi in contatto con noi e tramite poi delle strutture o comunque degli interventi, noi abbiamo avuto l'aiuto anche da parte di volontari dell'Arma dei Carabinieri che vengono poi indirizzati anche qua in anonimato per quello che possiamo verso dei servizi che possono dare loro delle risposte. Se la sanità dunque è la prima preoccupazione dei trevigiani, sono le case di comunità la soluzione secondo il direttore dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi. Nella Marca saranno 17, devono essere ultimate entro marzo 2026.
È la sanità ad essere in cima alle preoccupazioni dei trevigiani, con un cittadino su 4, secondo l'indagine della UIL, che la considera un problema soprattutto in relazione alle difficoltà della medicina territoriale. La soluzione, secondo il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca, sta nelle case di comunità, 17 quelle che sono in corso di realizzazione nella provincia di Treviso e che consentiranno di dare ai pazienti tutte le risposte in tempi celeri. Oggi il giovane medico che si trova a gestire la continuità assistenziale, la cosiddetta guardia medica, non ha nessun strumento per poter fare una diagnosi differenziale e quindi è costretto spesso e volentieri a mandare al pronto soccorso. Dopo, quando avremo le case di comunità, all'interno delle case di comunità avremo gli ecografi, avremo un punto per fare i prelievi, delle macchine che danno una risposta e avremo soprattutto il collegamento in telemedicina con l'ospedale. Con l'entrata in funzione delle case di comunità, il paziente verrà quindi inviato al pronto soccorso solo in caso di reale necessità, dando quindi subito una prima risposta al problema o, se il caso è più grave, inviando la persona all'ospedale per la presa in carico. Per quello che prevede il PNRR, entro marzo 2026 dovranno essere finite. È chiaro che qualcuna la finiremo anche prima, dopo stiamo già lavorando con la Regione Veneto per gli arredi e per le tecnologie, perché ricordo a tutti che ci sarà l'ecografo, ci sarà l'OCT, quello per gli occhi, ci sarà il cardiofrequenziometro, ci saranno la possibilità di fare registri al torace, cioè ci saranno una serie di strumenti di base, tecnologie di base, che riusciranno a dare risposte immediate agli utenti. La sanità è anche il tema di scontro in Friuli Venezia Giulia, di crisi di maggioranza in Friuli Venezia Giulia insieme al terzo mandato. Una crisi che, come vedete, è anche il tema del sondaggio, potrebbe portare a rischio crack anche nel centrodestra in Veneto. Prova a gettare acqua sul fuoco il segretario della Lega in Veneto, nonché vice segretario federale Alberto Stefani, ospite del direttore Luigi Bacciali a Focus TG, getta appunto acqua sul fuoco e ovviamente torna a parlare di regionali. È importante che il Veneto sia rappresentato da un presidente, e non solo da un presidente, anche da una squadra che abbia a cuore l'autonomia, che abbia a cuore il futuro del nostro territorio, che conosca i temi del federalismo fiscale e dell'autonomia, perché saranno i temi del futuro su cui giocare le sfide che abbiamo davanti. Dette i requisiti del candidato presidente ideale Alberto Stefani, segretario regionale della Lega e da poco anche vice di Salvini. Lo fa però tenendosi lontano dalla polemica con gli alleati di Fratelli d'Italia, nei giorni in cui nel vicino Friuli Venezia Giulia si è aperta una feroce crisi di maggioranza, per non parlare del terzo mandato, con l'esecutivo che ha impugnato anche la legge trentina, mandando su tutte le furie il presidente, leghista pure lui, Maurizio Fugatti. Stefani, ospite del direttore Luigi Bacciali a Focus TG, getta acqua sul fuoco. Ovviamente auspichiamo che questa confusione, che queste diatribe vengano meno nell'interesse del centrodestra, nell'interesse del Paese, perché i veneti hanno bisogno di un governo stabile e i cittadini hanno bisogno di un governo stabile che governi bene e in compattezza. Noi continuiamo a portare all'attenzione del governo un tema che è quello dell'autonomia, della voce delle regioni. Autonomia che per Stefani resta quella tracciata dalla riforma Calderoli, che segna un punto con l'ok in Consiglio dei Ministri alla legge delega sui LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Il modello è quello dei comuni. I sindaci su questo hanno tanto da insegnare al governo. Io ho fatto il sindaco nel mio comune e so quanto questo aspetto sia importante, so quanto questa capacità di monitoraggio permetta alle amministrazioni pubbliche di investire bene le risorse e gli italiani, in particolare i veneti, hanno la necessità di sapere dove i soldi delle loro tasse vanno a finire. Cambiamo argomento, un importante sopralluogo, quello di questa mattina al velodromo di Spresiano, con un obiettivo che guarda al 2031. Credo che ormai possiamo dire che ci siamo vicini, le procedure sono avviate, per cui è veramente solo un discorso di tempistica pratica per quelle che sono le procedure di assegnazione dell'appalto. Velodromo di Lovadina pronto per l'autunno 2027, non un miraggio ma una convinzione solida, avvalorata dal sopralluogo effettuato nel sito dal presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale David Lapartien insieme al presidente della Federazione Italiana Cordiano Dagnoni, al segretario Marcello Tolu e al sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. A breve, una volta revisionato il progetto, Federciclismo procederà agli appalti per la costruzione
costruzione e la gestione dell'impianto, così da far ripartire il cantiere per l'inizio del 2026. Oggi questo sopralluogo è stato molto importante anche per mettere in condizione il Presidente Lappartien di vedere coi suoi occhi quella che è la situazione già di base, quello che è il nostro auspicio di poter avere anche l'assegnazione del Grande Mondiale nel 2031 in Trentino, per il quale questo impianto, questo velodromo sarà sede appunto delle gare su pista. Struttura da 2.500 posti a sedere, ampi parcheggi, impianto fotovoltaico in grado di soddisfare il 30% del fabbisogno energetico. Una volta realizzato, il velodromo trevigiano potrebbe essere dunque determinante nell'assegnazione dei mondiali, nella sfida che vede contrapposte Provincia Autonoma di Trento e Svizzera. La decisione sarà presa in settembre. Noi speriamo che nella scelta dell'UCI sia fondamentale la costruzione di questo nuovo velodromo. Diffondere consapevolezza e rispetto per le api e gli insetti impollinatori alle scuole medie Giovanni XXIII di Ormelle, il primo premio. Si chiama Giardino delle Meraviglie, il prato destinato a rinvigorire la presenza di insetti impollinatori. Un'iniziativa promossa da Savno, Consiglio di Bacino Sinistra Piave e APAT per sensibilizzare bambini e ragazzi sull'importanza del ruolo delle api e della biodiversità. Si tratta della terza edizione del concorso Un giardino per gli insetti. A vincere è stata la scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII di Ormelle, che già si era distinta lo scorso anno. Vincere il premio 2 volte di fila è una cosa veramente emozionante. Ho lavorato insieme al resto della mia classe a sistemare il giardino dall'anno scorso, che le piante erano cresciute molto, quindi andavano un po' tagliate. Le api sono importantissime e abbiamo piantato i fiori l'anno scorso con le vecchie classi seconde che adesso sono in terza e le api stanno gradendo. Sta funzionando bene. Che stare un'ora fuori con gli amici è sempre qualcosa di bello, anziché stare sempre in classe, eccetera. Quindi è stata una bella opportunità. Nei mesi scorsi le scuole partecipanti al concorso avevano ricevuto un kit con semi selezionati, terriccio e piante aromatiche fondamentali per la realizzazione di aiuole amiche delle api. Si è visto inclusività, lavoro di squadra e soprattutto un grande risultato a favore della natura, a favore delle api. Le api ci insegnano il lavoro di squadra, no? L'alveare tutti assieme per un unico risultato, e qui si è visto. Tutti questi ragazzini diventano poi ambasciatori di un modo anche di concepire lo spazio per gli insetti, l'utilità dell'ape. Adesso parliamo di musicoterapia e una importante serata speciale al Teatro del Monaco. Angela è la nostra figlia, è stato l'angelo ispiratore perché dopo averla perduta nel 2013 abbiamo deciso come famiglia intanto di iniziare questo percorso di aiuto per altre persone fragili. È da 10 anni che la musica di Angela risuona nei luoghi dove c'è più bisogno di cura e di conforto, nelle pediatrie degli ospedali e nei centri Alzheimer. Franco Dellanna e Barbara Stefani sono i genitori della piccola Angela, morta 10 anni dopo una breve esistenza fatta di tante battaglie a causa di una malattia cerebrale. Nel suo ricordo mamma e papà hanno fondato una onlus specializzata proprio in musicoterapia, quella musica che alleviava le sofferenze anche della loro bimba. Sono delle tecniche di musicoterapia non fatte da noi ma da professionisti, e abbiamo detto noi come volontari cerchiamo di fare del bene alla gente, quindi raccogliamo fondi per poi pagare questi professionisti che sono nel territorio dei nostri progetti. Un'attività ambiziosa che va sostenuta, da qui il grande show in programma per venerdì sera al Teatro del Monaco, protagonisti, cantanti, attori del musical Notre Dame de Paris, Graziano Galatone, Vittorio Matteucci, Jody Tonno, già vincitore del Festival di Sanremo. Vi aspettiamo e ricordiamo anche la Onlus, la musica di Angela. Un abbraccio a tutti. In beneficenza, non mancate, mi raccomando. Ciao. Un viaggio musicale intenso tra i grandi classici della canzone italiana e internazionale. Il ricavato nello specifico sarà destinato a un progetto per la terapia intensiva del Cafoncello. Anche per questo all'appello si unisce anche il sindaco. Vi aspettiamo tutti il 23 maggio al Teatro Mario del Monaco per celebrare i 10 anni della musica di Angela e soprattutto per far tanto bene ai ragazzi, ai bambini che hanno bisogno della musicoterapia.
Prima di andare a Belluno, un aggiornamento sulla notizia che abbiamo dato all'inizio del nostro telegiornale, tra le prime notizie del telegiornale, cioè della esplosione della bombola di gas all'interno del furgoncino per street food a Nervesa della Battaglia. Vi confermiamo appunto che il titolare è rimasto ferito, ma non in modo fortunatamente grave. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri. Il ferito è un giovane di Montebelluna di 22 anni e quindi questa è la situazione a Nervesa della Battaglia. Adesso invece andiamo nel bellunese. Per ripartire dalla cronaca con le indagini in corso sulla presunta aggressione di ieri all'ora di pranzo in stazione a Belluno, vittima a quanto pare di uno sconosciuto, una studentessa del posto. Una manata all'improvviso, senza un motivo apparente, quanto ha rimediato una studentessa bellunese che lunedì mattina con un'amica camminava fra via Dante e il piazzale della stazione a Belluno. A sferrare il colpo un giovane di nazionalità straniera che è stato rintracciato nell'immediatezza del fatto dagli agenti della questura chiamati attorno a mezzogiorno. Fortunatamente nessuna conseguenza per la ragazza, se si esclude lo spavento per l'episodio a cui avrebbero assistito passanti e altri coetanei. Si ignora se i due si conoscessero e i motivi del gesto riprovevole. La notizia è rimbalzata sui social e ha provocato reazioni fortissime dei cittadini che chiedono sicurezza e controlli puntuali in quella terra di nessuno che sembra essere diventata l'area della stazione ferroviaria del capoluogo. La procura ha disposto accertamenti e coperto con riservo le indagini delegate alla polizia. Il presunto aggressore potrebbe essere denunciato per lesioni. Sembrano diradarsi le nubi logistiche in vista delle Olimpiadi 2026, buone nuove sul fronte del trasporto pubblico e sulla ospitalità. Dolomiti Bus ti ha dato la possibilità anche di garantire il trasporto anche scolastico e mantenere il servizio più aderente al contratto di servizio che abbiamo in essere. Si tira un sospiro di sollievo. Il problema del trasporto pubblico, quello scolastico in particolar modo, sarà garantito da Dolomiti Bus durante le settimane olimpiche. È tutto nero su bianco in una pecca recapitata a Palazzo Piloni. Certo, per l'ultima e definitiva parola, scuole aperte o scuole chiuse, bisogna attendere la riunione di martedì prossimo in Regione, ma almeno un passo avanti è stato fatto. Il nodo da sciogliere da Dobbiaco a Cortina. Giovedì avremo una riunione con Fondazione Milano Cortina e con la provincia Dolomiti Bus proprio per sciogliere anche questo nodo. Il trasporto Dobbiaco Cortina è dirimente per la mobilità e a cascata per l'ospitalità. Con buona probabilità chi verrà per delegare sarà alloggiato in Agordino e in Comelico. Questo è cosa che spero ed auspico. È chiaro che dovrà avere un mezzo pubblico per portare la gente a Cortina, senza farla transitare per Longarone. Ricordando il dettaglio che le gare di bob, slittino e skeleton e curling si disputeranno in orario serale, quindi si dovrà evitare agli spettatori il disagio di tempi di spostamento pari o superiori a 3 ore. Viaggia finalmente su un binario di comfort la partita ospitalità, quasi risolto il tema dell'alloggiamento delle forze dell'ordine, liberate le camere opzionate da Fondazione Milano Cortina. Il resto degli albergatori è libero di vendere le proprie camere a chi verrà a vedere le Olimpiadi, perché adesso si tratta di chi verrà a vedere le Olimpiadi con tutte le problematiche di accesso a Cortina, entrata nell'area. Al tavolo olimpico convocato in provincia, focus sulle iniziative di accompagnamento all'evento sportivo del 2026, presenti categorie economiche, associazioni e sindaci. A margine sul tema delle opere olimpiche, il punto con il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi su trampolino e impianto di Socrepes. Per quanto riguarda l'ascensore del trampolino, sì, c'è questa criticità, stiamo cercando di risolverla, siamo lì apposta per risolvere i problemi. Sarà fruibile da un punto di vista di servizi, rientrerà nel piano di legacy, quindi tante cose positive. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Socrepes sicuramente si sta portando dietro delle criticità, adesso hanno nominato il commissario straordinario Saldini, speriamo riesca a risolverlo, sono convinto che riusciremo a farlo. Stiamo lavorando in tal senso, però ecco, ci tengo a sottolineare che per noi la sicurezza è prioritaria su tutto. Intanto a Belluno è sempre più bollente il caso Algerini e Neve Galla. Sono in tanti a chiedere chiarezza sulla vicenda che politicamente e amministrativamente ha preso una piega inaspettatamente grave e rischia di essere una vera e propria bomba a orologeria.
La maggioranza o parte di essa fa quadrato e rispetta scrupolosamente la consegna del silenzio, non solo il gruppo più numeroso di Belluno al centro, ma anche Fratelli d'Italia e Lega. Irraggiungibile Alessandro Farina, capogruppo del partito della Premier Meloni fuori città per lavoro, parla con noi Marzio Sovilla, che in Consiglio Comunale guida il partito della Lega. Sovilla riferisce che il racconto di Ivano Viel, parte della compagine societaria italo-algerina pronta a investire 100 milioni di euro per il rilancio del Nevegal, lascia perplessi. Dubbi vengono palesati sulla versione dell'imprenditore bellunese che, afferma il capogruppo Sovilla, non so se sia o no amico dell'assessore Roccon. Screditare la veridicità della confessione via social di Ivano Viel, così potrebbe essere un tortocollo, l'unica via d'uscita per il sindaco Oscar De Pellegrin, tallonato da Forza Italia e Patto per Belluno e a ruota da Insieme per Belluno e Valore Comune. A chiedere chiarimenti in aula il prossimo 30 maggio potrebbero essere anche i gruppi Belluno di Più e In Movimento. Nelle interrogazioni i gruppi di minoranza chiedono se e quando siano stati interrotti i rapporti con la Nevegal 365, se sia stata revocata o posta nel nulla la lettera di intenti e se, una volta a conoscenza del racconto di Ivano Viel, siano stati informati gli enti e gli organi contattati per gli accertamenti. E ancora, come mai, nonostante il socio denunciante dichiari di avere tenuto costantemente informata l'amministrazione, nessuna notizia sia mai stata condivisa in tal senso né in commissione né in Consiglio Comunale. Sul caos Nevegal 365, l'affondo del PD che annota: l'associazione tra il comune capoluogo e la parola riciclaggio rappresenta un danno di immagine incalcolabile a pochi mesi dalle Olimpiadi. La richiesta al sindaco di ritirare le deleghe all'assessore ai lavori pubblici al Nevegal Franco Roccon è arrivata da Forza Italia e da Patto per Belluno. Il capogruppo della Lega Sovilla: noi siamo impegnati a chiudere il mandato, sul resto massima fiducia al sindaco. Non mi resta che lasciarvi al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.